La differenza dobbiamo farla capire al consumatore. Se il consumatore non capisce la differenza si beve tutto. Io direi togliamo il fiasco a qualcuno. Non usa mezzi termini il presidente di Camera di Commercio, decisamente irritato per quello che sta succedendo nel settore del prosecco. Al momento il prodotto traino dell'agricoltura trevigiana e veneta è una delle eccellenze italiane al mondo. Una follia, secondo Pozza, decidere di cancellare una parola che in tanti anni di fatica e investimenti è diventata simbolo di un prodotto ed ora anche di un territorio unico nel suo genere. E sugli attriti tra produttori di pianura e di collina, Pozza non condivide il presidente del Consorzio Superiore Innocente Nardi, che punta a mantenere distinti i consorzi. Una regia unica, in modo tale da poter promuovere i prodotti, da difendere i prodotti, ovviamente con le specificità. La si fa solo se ci sono risorse e una programmazione condivisa. Le risorse sono poche, se le mettiamo assieme allora le risorse possono essere tante e allora il DOC può aiutare il DOCG e viceversa. Anche per il presidente dei Coldiretti Treviso a questo punto bisogna abbassare le polemiche. Bisogna far sedere al tavolo tutti i protagonisti per cercare di far sintesi, far capire comunque che esiste sì un prosecco di pianura che sta avendo grande successo e che ha trainato poi anche la DOCG se vogliamo, perché 450 milioni di bottiglie non è un qualcosa che raggiungi così in maniera facile, se non con grandi sacrifici e grande impegno da parte delle aziende. Esiste invece un prosecco di collina che è la collina Naudabbiana, che sono 90 milioni di bottiglie che vanno valorizzati per quello che sono, perché nessuno può dubitare il fatto che il prosecco è nato qui. Nel frattempo la scelta di cancellare il termine prosecco coinvolge un altro marchio famoso. Nelle etichette delle bottiglie a storia del prossimo anno troveremo il termine prosecco? Ma anche lì è una discussione che è nata in azienda, che stiamo valutando, abbiamo tutto il tempo per decidere, visto che comunque usciremo a gennaio con i nostri millesimati.